o le ora di andare presto a votare, Arco. Chi votare? Questa è una bella domanda. Noi abbiamo fatto un sondaggio telefonico come Televignole, ne costa perché telefonare all'estero, insomma, ma è meglio fare delle robe interessanti. Ve le fa vedere, cioè ve le fa sentire più che altro. Ah, non viene fuori, non viene fuori, amico. Secondo me non viene fuori. Buongiorno a tutti bene, tutti fa dal letto. Sono contento per ella e per i suoi. Basta la salute, si sa. La senta, la sa che tra poco si va a votare per il nuovo comune di Arco, no? No, che spiego. Il vecchio sindaco, il Mattei, il Paolo Mattei, l'ha dovuto via per misteri suoi all'estero. Ecco, là la sa chi, l'Alessandro Betta, a far fuori i casini con i rondò, le straie, batteria varia. E il gadit va avanti ti che a me mi aveva da ridere, in sostanza. Si è messa anche a piangere per la verità in quella sera, Vabbè, ma Ila, per chi voteresti allora? Il dottor Tamanini? Ma mi scusa, mi pare che non sia candidato. No, che è il Vittorio Agnini candidato della sua classe. No. E lei è ancora i vecchi unici che fa casino, ma no, il segno gli Oppi e il Romano Turini non si candida. Ma a me scusa, è la dell'associazione Lega Vita Serena? Puttana, mi casca la linea, o fai le robe ben, se no. Dai, passiamo Zanzoina di mo', robe serie ste qua. Bondi, non serve che mi dica il suo nome e neanche il cognome. Basta codice fiscale per la fattura, dai che scherzo. Allora, per chi votelo lui è Mars, Arco, per il nuovo comune di Arco. Il Van Crociera. Che ne vedo da trovare una compagna di canasta. Ho capito, diciamo così. Buon viaggio, buon viaggio e godevela e deghe dentro, Vodi, passiamo zenzovena, no. Salve. Quanti anni galo? 30? Va bene, diria. Scommetto che lui è il vota qui de Grillo. No. Allora è il vota per il Claudio Del Fabbro, giovane imprenditore. No. Ho capito. È il vota per la Cristina Berlanda. Ostia. No, mi scusa, lei che la Virginia Boninsegna che somiglia, bionde, piccole, della Lega. Allora che metto su 10 euro che lui è il voto a Ravagni. È spazzo. L'avrei votato se l'era nel pat. Ma allora lui è il voto all'ottobre. Come no? Ho capito, lui vota il Betta, così va su anche il Mauro. Bravo. Ma dopo non erai d'accordo? Ho capito, se c'ava, e dopo che si vede tra i depra. Stato che per essere zove. Saluto, Ma che qualche dunque intelligente che telefona a sta televisione? Pronto? La voleria in albergo a 5 stelle Arco. Con la sua socia, si capisce, colazione in camera, tu dentro nei 100 euro. Aspetta che c'ho il Gianni Rullo lì. Cosa vi viene in mente a voi di dire che se vince l'elezione che sarà anche agli alberghi a 5 stelle?
No, mi dicono una povera donna al telefono adesso che la voleria venire in ferie per poco al massimo. Oh, mica dago il vostro numero e cavo i vostri. Ciao tiro zorrolo, anzi il rulo. Ciao Giania. Pronto? Pronto? Ah, ciao Lorenzo, ciao Lorenzo. Ma no, ma sì, ma no, ma no. Ok, noi ti fa fare il ministro, noi ti fa fare neanche il sottoministro. Ma cosa vuoi che faga il Mauro Ottobre da ste bande qui? Ma allora ti sei anche invidioso. Ma allora fate nominare assessore esterno. A cosa? A cosa? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ciao, che golderai sulle ucce dell'altra banda. Ascolta, diga il Valando che il vaga al posto De Laurentiis alla casa del riposo, così che metteme il Delai lì a Arco. E il Valandro, non so, mi pare che se l'ottobre diventa vice sindaco e il molla la presidenza della Baone, ti buttegherà lì. Ciao Ale, ciao. Oh, voten tutti per ti a Vignole Ale, Occio, le promesse, per esempio, quella passerella che l'ha fatta il Mattei, su Sarca. Ecco, batter la zoo. No, quel che vi folda fair alla chippa le vor scherzente. No. Ciao Ale, ciao, auguri, ne? Ciao.